Grazie a tutte e a tutti. Oggi qui nel foyer del Sociale presentiamo l'evento di inaugurazione del Mantova Pride 2023. Abbiamo deciso come Arcigay La Salamandra di riportare la parata che già è avvenuta nel 2018 a Mantova e quindi ritorniamo nelle strade, nelle piazze di Mantova colorati e anche con un pizzico di lotta e rivoluzione in più. Abbandoniamo un pochino la formula del festival che ci ha accompagnato negli ultimi 2 anni, che ci ha permesso di affrontare la pandemia e il post pandemia, e torniamo in piazza a fare una parata e a divertirci e a festeggiare insieme. Il Mantova Pride si terrà a giugno, non possiamo ancora dire la data precisa, però a brevissimo, seguendo i nostri canali social e il sito, troverete tutte le informazioni sia sull'evento appunto della parata, sia sugli eventi che la precederanno nella Pride Week e in tutti questi mesi che ci porteranno a giugno. Adesso ci sarà una conferenza stampa, dopodiché ci sarà una performance di ballroom con il gruppo Kiki Bolo, che è un gruppo informale bolognese che vuole portare e far conoscere la cultura delle ballroom e del voguing in Italia, e quindi è un luogo informale, safe, in cui confrontarsi, in cui parlare, e poi c'è un piccolo DJ set tutti insieme. I Pride sono soprattutto l'evento per le persone più giovani, sono momenti in cui anche magari il ragazzino più piccolo, ragazzino piccolo che appunto magari fa fatica ad esprimere la propria identità, il proprio orientamento, può trovarsi in un contesto completamente sicuro e sentirsi a casa. Il tema che abbiamo scelto quest'anno appunto per il Mantova Pride 2023 è resistere, quindi che è un po' l'unione sia di resistere che di esistere, perché vogliamo portare nelle strade, nelle piazze di Mantova tutte le nostre unicità come persone, come corpi, come identità, e vogliamo ricordarci e ricordare a tutti che esistiamo e che resistiamo e che non abbiamo intenzione di abbandonare quello che abbiamo conquistato, e anzi forse vorremmo conquistare sempre più diritti e doveri.